Sarà in vigore a partire da lunedì 16 ottobre la nuova ordinanza del sindaco di Verona, Federico Sboarina, con le misure antismog per il prossimo inverno. Il provvedimento, analogamente applicato in 98 comuni della provincia scaligera, fa seguito alle decisioni assunte dal tavolo tecnico zonale provinciale, a loro volta collegate al recepimento della delibera della Giunta regionale del Veneto secondo il nuovo accordo bacino padano. L'intesa riguarda Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto ed è finalizzata al miglioramento della qualità dell'aria e al contrasto dell'inquinamento locale da PM10, le famigerate polveri sottili, con misure che per la prima volta saranno contestualmente attivate nelle aree interessate. Tra le misure di limitazione, oltre al divieto di circolazione per veicoli Euro 0, 1 e 2, anche quelle riguardanti il mantenimento del motore acceso, le combustioni all'aperto e la climatizzazione nelle abitazioni di cantine e ripostigli. La novità di quest'anno riguarda l'istituzione di 2 livelli di allerta per il superamento del limite giornaliero di 50 microgrammi per metro cubo della concentrazione di PM10. L'allerta 1 sarà contrassegnato dal colore arancio, attiva dopo 4 giorni consecutivi di superamento. L'allerta 2 dal colore rosso, attiva dopo 10 giorni consecutivi di superamento.